Ciao Putei. E nonno vi conta, sempre assieme al mio bell'orso qua grande che mi controlla. E a fiaba di ancora, a sé, il cavallo vendicativo. Va via da là, mi castigava il cavallo al cinghiale. Quando che ho visto avvicinarsi a fonte dell'acqua dove chi doveva abbeverarsi. Sta sorgente è mia e non voglio che nessuno beva da mia acqua, ha detto il cavallo. E perché, poi, ha detto il cinghiale? In cosa consiste il tuo diritto? L'acqua di tutti mi possa bere finché mi pare finché mi pare e piace. Ah sì, adesso te faccio vedermi, ha detto il cavallo arrabbiatissimo ciò. E si partì in cerca dell'uomo che viveva su una caverna poco distante da che a fonte di acqua. Bisogna sapere che a quel tempo l'uomo non si serviva del cavallo, non aveva ancora imparato a montargli in groppa perché non gli aveva ancora capito quanto che poteva essere utile. Non gli aveva inventato i carrozze, i carri e non gli era neanche reso conto invece di caricare se stesso dei pesi che poteva mettergli sulla schiena al cavallo o al mulo o anche all'asino. Cioè, quando che l'uomo delle caverne che ha visto il cavallo venire a cercarlo per domandargli aiuto, si sta ben contento di dargli una mano. E gli ha detto, perché il cinghiale capisca che mi sono qua per vendicarmi, e gli ha detto il cavallo, ti te me monterà in groppa e te me spingerà contro Dio. E così ha fatto. Il cavallo guidava da man dell'uomo, che reggeva due corde come se fosse redini, e si riuscì presto a vincere la battaglia col cinghiale e così si è vendicato. Grazie tante e arrivederci, concluse il cavallo quando che la vittoria è stata sua per l'aiuto che gli ha dato l'uomo. Aspetta un po', mio caro, e gli ha detto allora l'uomo. Sono proprio contento che te mi abbia chiamato su sta occasione. Infatti, io ho guadagnato 2 volte. Prima di tutto ho fatto una bella caccia e ora mi mangerò sto cinghiale. E dopo averlo arrostito lo spiedo, in un secondo tempo ho anche imparato che ti sei molto utile e che se mi te monto in groppa te puoi rendermi molti servizi. Ma mi voglio tornare a mia libertà, ha detto il cavallo, impenandosi e sigando, perché era un tipo pieno di collera e cercando anche di buttare giù l'uomo da sua schiena. No caro, non te che riuscire mica, te si sta a dirmi, insegnarmi come che si fa a montarti in groppa e adesso su mica il comando. E così dicendo l'uomo si è portato il cavallo nella sua caverna e lo ha legato a una pianta ben saldo perché non potesse scampare e da quel giorno si è servito sempre per ogni tipo di lavoro che gli aveva da fare. Oh, povero me, e si è lamentato allora il cavallo, per vendicarmi di una piccola offesa ho perso tutta la mia libertà. Come è vero che non bisogna mai lasciarsi prendere da rabbia. Se mi non avesse permesso il cinghiale di bere dove che bevevo un camì, a sta ora mi correria ancora libero per i campi, invece di essere qua attaccato a sta corda che mi tegnerà ligà per tutta la vita. Ciao Putei, alla prossima.